A Verona ora, dove è stato presentato un osservatorio che controllerà le case di riposo. Intanto è stato annunciato che nelle RSA pubbliche e private la vaccinazione verrà completata entro l'inizio di marzo. Ivana Godnik. Pensato già durante la prima fase della pandemia, ora è diventato realtà l'osservatorio che a Verona monitorerà le 74 case di riposo della provincia scaligera, il territorio veneto con il maggior numero di strutture pubbliche e private dedicate agli anziani. Questo osservatorio raggruppa praticamente tutte le componenti interessate, dai centri di servizi per anziani, ai comitati dei familiari, ai rappresentanti dei medici di medicina generale, i servizi dell'ULSS, la provincia e tutti i comuni rappresentati dalla conferenza dei sindaci. 5.000 gli ospiti nelle RSA veronesi, 300 le vittime dallo scorso febbraio a oggi. L'osservatorio, oltre alla pandemia, sorveglierà anche il piano vaccini. Questa pandemia ha messo in evidenza l'importanza in termini di azione quantitativa, ma anche di azione qualitativa, nel senso che queste strutture accolgono persone anziane che sono difficilmente assistibili a casa. Intanto ieri 1991 sanitari degli ospedali veronesi hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, mentre un nuovo rifornimento sta per arrivare. Pfizer ci ha confermato che sono in arrivo domani 195 flaconi per 8 scatole, che significa, per farvi capire, circa 9.000 dosi. E sono per le prime vaccinazioni e in parte per la chiusura delle seconde.